Presidente ha visto il calcio di rigore non concesso in favore dell'Alessandria. Ci sono un paio di episodi che mi piacerebbe rivedere, perché il primo è sulla rete di avversari dalla panchina. Io ero lontano, ero nella panchina opposta, ma la sensazione visiva era del fuorigioco. Poi può darsi che non lo fosse, però è un episodio che mi piacerebbe rivedere. E l'altro è quell'episodio su Presunto calcio di rigore. ho fatto un fallo di mano con una mano più alta della spalla, Per l'arbitro la vedo difficile sia volontaria, cioè avere una mano a 1,85 m d'altezza è difficile sia volontaria, quindi è un episodio abbastanza dubbio, per usare una parola leggera, abbastanza dubbio. senza polemica, l'arbitraggio così. Mimma dice brutto. La sensazione è che non abbia fatto una grandissima partita. Non ho visto un paio di calci d'angolo e penso di aver visto uno stadio. Quello sul tiro di Martini Sicuramente è una grande partita, però l'arbitro era questo, purtroppo io non faccio il disegnatore, se no arbitrerebbe abbastanza raramente questo, quindi io l'accetto. Tutto il primo tempo in piedi sotto l'acqua, cosa mancava? Cosa non faceva il giocatore che nella partita? Il primo tempo, al di là del fatto che loro hanno avuto momenti di buon palleggio, però tirando le occasioni alla fine del primo tempo le due palle grosse sono state nostre, perché abbiamo avuto la ripartenza con Martini e un colpo di testa di Damonte sul calcio d'angolo e poteva avere una sorte anche migliore, quindi c'era una sensazione visiva di sofferenza perché loro pareggiavano bene, però poi era molto più visiva e non reale, perché in realtà grandi problematiche poi non ce l'hanno mai creato. Ci manca un po' di ritmo per mettere in difficoltà una squadra che può soffrire queste situazioni. Se la partita anche sporca, ma se riuscivamo ad alzare i ritmi prima degli ultimi 20 minuti probabilmente li mettevamo maggiormente in difficoltà, anche se loro poi dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista tecnico sono una squadra d'alto livello. L'espulsione centrale si è messo Rana, quindi la difesa proprio non gli mancava nulla di qualità. Secondo me di questa sono stati abbastanza bravi a rigiocare, perché poi qualcosa sugli attacchi della profondità ci concedevano anche. Erano bravi a riproporre sempre l'azione, hanno messo via purissimo, hanno rigiocato sempre, quindi da questo punto di vista erano sicuramente di buon livello, però sapevamo che l'attacco della profondità lo potevano soffrire, l'hanno sofferto nell'azione di Martini e l'hanno risofferta anche nel finale, un paio d'attacchi alla profondità di Croce. Purtroppo poi la partita, secondo me, era una partita di grande livello di equilibrio che poi l'Inezia si è spostato un episodio. Il tuo detto è che ha fatto tenere alto il ritmo, che questo è anche la chiave, cioè si è alzato il ritmo solo un pochino nel finale, abbiamo accettato un pochino troppo il loro ritmo. Quello sì, ci siamo secondo me accontentati di contenere senza grandi problemi, senza riuscire a portare la partita sul piano che loro soffrono di più, che è il piano con cui abbiamo giocato gli ultimi 20 minuti. Sul gol subito ha qualcosa da rimproverare alla difesa oppure è stato un bravo Guidelli? Non lo so, perché ho detto, davvero io mi sembrava fuori gioco, quindi non avrei nulla da rimproverare. Se invece gli incrociati sicuramente hanno sbagliato tempi su qualche palla scoperta per fare dei passi indietro. Ciancio non ce l'ha fatto, ti ha chiesto il cambio? Sì, nel riscaldamento stava bene, iniziava bene, poi risentiva qualcosa.